Ed ora l'ultima novità del giorno ci proviene dall'etichetta Da Vinci, Francesco Paolo Frontini, non celeberrimo, catanese, nato nel 1860, morto nel 1939, ma allora ebbe una certa notorietà e ricevette attestazioni di stima, per esempio da Massenet e dallo stesso Giuseppe Verdi. Abbiamo dei pezzi, Chanson sicilienne and Piano Works, questo è il titolo in inglese, cioè canzone siciliana e lavori per pianoforte, che si vengono affidati a Giuseppe Federico Senfette. Ora è nato anch'egli in Sicilia nel 1977 e a me sembra, adesso lo potremo verificare in questo pezzo che si chiama Chitarra siciliana, che Senfette colga appieno diciamo così, la temperie, l'atmosfera, il côté domestico di questi brani. È tutta una corrente che attraversa l'Ottocento, quella della salon musique, alcuni la chiamano anche trivial musique, ma in realtà è una house music, cioè una musica fatta per piacere, per non provocare drammi, per non sollevare problemi, è una musica rilassata. E secondo me c'entra anche nella capacità di capire questo genere musicale da parte di Giuseppe Federico Sanfetta, c'entra anche la sua carriera compositiva, cioè ha studiato composizione e quindi sa come affrontare una partitura, che cosa enuclearne i dati salienti. Ha studiato con Giacomo Manzoni, Ezio Corghi, Alessandro Solbiati. Comunque, ascoltiamo allora di Francesco Paolo Frontini questa chitarrata siciliana al pianoforte Giuseppe Federico Sanfetta.
Beh, insomma una più che accettabile, notevolissima imitazione del muoversi musicale tra melodia e accompagnamento della chitarra, in questa chitarrata siciliana di Francesco Paolo Frontini, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione al pianoforte di Giuseppe Federico Senfet, una proposta dell'etichetta Da Vinci. Ha ragione Silvia, Macbeth e non Macbeth, però se non dobbiamo rifarci a Verdi che lo chiamava Macbetto, perché altrimenti Duncan e Duncano, ecco, non sappiamo come venirne fuori. Comunque, grazie per il suggerimento. Voglio ricordare che cosa ci aspetta il concerto del mattino di quest'oggi. L'ouverture a Genoveva, che è l'unica opera teatrale di Robert Schumann, ed è una proposta piuttosto sfiziosa della Mahler Chamber Orchestra, e poi la sinfonia numero 4 di Beethoven, a seguire dei pezzi per flauto solo o complesso di strumenti a fiato dell'Eurowinds Ensemble. Adesso la linea passa a Piero del Soldà, per tutta la città ne parla. Ricordo che la parola musicale del giorno è rarefatto, 335 56 34 296. Grazie a Luca De Ioris alla console e a Giorgia Franceschi in regia, a Tilio Fortunato, curatore del programma. A più tardi da Guido Zaccagnini.